Le piccole e medie imprese non possono superare. Rieccoci per il Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Avete già capito il tema, il Green Pass fa litigare e noi questa sera cercheremo di capirne sicuramente di più, o quantomeno cercheremo di capire tra gli ospiti di questo studio se hanno la soluzione ideale perché non succedano gli incidenti che sono successi la settimana scorsa a Roma. Allora, stavo parlando delle imprese ovviamente e di come si comporta l'azienda. E ovviamente l'azienda ha detto che è in difficoltà, come ha detto prima lei, Bertino, oggettivamente e obiettivamente. Però le aziende ovviamente dicono: perché devo pagare io il tampone, oggettivamente e obiettivamente? Allora, se noi facciamo un conto economico da imprenditore... Ma finisco la domanda, sì. ma perché il governo, con tutti i soldi che arrivano, non si prende in carico anche questo? Allora... Perché mi dica... Perché no, se vuole finire Bertini, ma perché l'obiettivo è un altro, cioè l'obiettivo è evidente. Se vuoi finire Bertini però parlo io, cioè sono un ventriloquo, cioè praticamente basta che sta siate brevi, parlando lui il ventriloquo, sta parlando lui però apro la bocca io, lascio Bertini. Finisce. L'obiettivo del Green Pass, ma è stato evidenziato anche da esimi virologi, ma mi viene un po' da ridere, ma dai vari Bassetti, dai vari Crisanti, è stato detto che il Green Pass da un punto di vista medico non serve assolutamente a niente, da un punto di vista sanitario non serve a niente. L'obiettivo del Green Pass è far sì che la gente si vaccini, questa è la realtà. Se tu fai i tamponi gratis, la gente non si vaccina più perché è il tampone gratis, per quello il governo dice che i tamponi devono essere comunque a pagamento, fermo, tranne a Trieste, a Genova, a Gioia Tauro, nei porti, perché se si bloccano i porti e se si bloccano i camion, l'Italia si blocca. Io ricordo a chi ha studiato anche l'ascesa di Pinochet al potere. Pinochet non fece stragi, Pinochet si prese il sindacato degli autotrasportatori, se lo fece suo e bloccò il Cile per un mese e andò al governo senza colpo ferire, fece una dittatura del genere. Senza colpo ferire. Dopo, perché io leggo i libri di storia e spesso li capisco, ecco, non guardo solo le figure. Poi li riporta con un linguaggio un po' approssimativo. Pinochet, dopo ne ha fatte di tutti i colori, mandò al governo con lo sciopero dei camionisti, chiamiamoli così ci capiamo. Se in Italia si bloccano i porti, si bloccano i camion, l'Italia finisce, chiude, questa è la realtà. E allora a Trieste la Lamorgese ha detto: sollecito i tamponi gratuiti. Era sbagliato. No, è una puttanata se mi consentite il francesismo. No, ha sollecitato le imprese a pagarle per non ha detto gratuiti. No, è diverso. Ha sollecitato affinché i lavoratori del porto o i cavalli di Genova abbiano l'accesso al tampone gratuito. Pagato dall'impresa. Cosa che è negato ai 5 milioni di altri lavoratori. Il Green Pass serve a far vaccinare la gente. Questa è la realtà. Se tu metti i tamponi gratuiti la gente non si vaccina più, per cui perdi di vista l'obiettivo. Quando dicono no, ma il Green Pass è una tua scelta, non deve essere a carico della collettività, perché i vaccini chi è che li paga? I miliardi di euro che abbiamo speso, i 4,1 miliardi di euro che abbiamo dato alle aziende che stanno preparando i vaccini, che stavano preparando i vaccini, di chi sono? Della Lamorgese, suoi privati, o di Renzi che ha venduto la villa in Toscana? No, sono di noi contribuenti, per cui noi stiamo pagando i vaccini. Quando dicono non li pagate, sono gratuiti, un cavolo, è la fiscalità generale che paga i vaccini, come paga le terapie intensive, come paga gli ospedali. Stavo dicendo paga Pippitone, ma gli voglio bene, non lo dico. Vabbè, per forza di voler bene. Proprio per questo bisogna mettere l'obbligo vaccinale, visto che vaccinare il restante della popolazione costerebbe circa 60 milioni. Continuare a fare tamponi per tutti i lavoratori che sono ancora non vaccinati ci costerebbe circa 1 miliardo se lo pagassimo con le casse dello Stato. Quindi conviene a maggior ragione, secondo me, introdurre l'obbligo vaccinale e incentivare le persone a vaccinarsi. Non si fa, abbiamo una cura che è gratuita e quella che va incentivata. No, gratuita, la paghiamo con la fiscalità generale. È gratuita per la persona che accede. Ah, ecco, ma non per... No, ma perché è gratuito un cavolo, perché se io pago con le mie tasse il vaccino è come se mi prendessi i soldi dalle tasse. Ho detto che se paghiamo i tamponi per tutti costa 1 miliardo, se invece queste persone si vaccinano costa 60 milioni. Mi sembra che costo beneficio opportunità. Mi scusi, ma perché non si fa? È tutto giusto concetto, ma perché non si fa? Lei, direttore, prima ha espresso il suo sconforto
cauto dicendo che nemmeno di fronte alla sanità, problemi così gravosi, la politica sembra essere unita. E io da questo punto di vista dico la mia, dico la nostra come Partito Democratico: noi siamo sempre stati per l'obbligo vaccinale, sempre. È sempre stata la nostra posizione principe in merito a queste tematiche, a maggior ragione contro la pandemia, contro il Covid. Il problema è che questo è un governo composito, con una maggioranza particolarmente variegata, e a me sembra chiaro che il Green Pass è stata una mediazione, allora visto che... Mi dica perché che non vuole... Secondo me è evidente che il segretario... Sicuramente non Fratelli d'Italia perché non c'è. Il segretario della Lega non ha mai voluto né l'obbligo vaccinale e ha sempre espresso fortissime reticenze anche sul Green Pass. Tra l'altro anche il presidente Zaia non è mai stato favorevole all'obbligo vaccinale, nonostante, e sono d'accordo con lui su questo, mi sembra stia cambiando idea in questo momento. Ha sempre consigliato di vaccinarsi, però. Certo, detto questo, se il Green Pass, nelle interviste che abbiamo avuto, ha sempre consigliato. Se il Green Pass è una sorta di compromesso tra forze politiche, scusi, finisco. Se il Green Pass è una sorta di compromesso tra forze politiche, visto che abbiamo un componente del governo che non ne voleva assolutamente sapere dell'obbligo vaccinale, nonostante quello che dice Borona, visto che è il suo partito, il suo segretario, allora il Partito Democratico, una volta che si è trovato un accordo sulla soluzione che poteva garantire più sicurezza alle imprese di aprire, al mondo di ripartire come il Green Pass, il Partito Democratico sostiene il Green Pass. Ma se si arriva all'obbligo vaccinale, per noi è meglio. L'abbiamo sempre detto questo fino all'inizio. Adesso sul Green Pass bisogna stare uniti e cercare di farlo funzionare. Questo obbligo non viene perché poi a carico del governo andrebbero ulteriori responsabilità sulle vite umane, su tante altre cose che potrebbero capitare. Non c'è alcuna correlazione o prova scientifica che questo Pipitone però scusi direttore, tanto ormai noi siamo quasi al 90%, su quelle regioni ci siamo già, ci avviamo verso il 90% che ormai le prime dosi sono sempre di meno perché la grande massa è stata vaccinata, ma noi pian pianino ci stiamo avvicinando, quindi abbiamo quasi, cioè quando raggiungi il 90% è già l'obbligo vaccinale, cioè non è che se noi mettiamo l'obbligo vaccinale e il dipendente non si vuole vaccinare tu lo puoi obbligare, poi lo prendi e gli fai il vaccino, quello dice io mi sto a casa e lei lascia, perché chi è contro il vaccino, una minoranza però significativa e numerosa, è evidente che questo non lo convince nemmeno se verrà e lo obblighi, no? Gli puoi fare un trattamento sanitario obbligatorio, quindi noi stiamo già verso, quasi una vaccinazione di massa, perché siamo oltre l'80%, è una cosa impressionante, cioè il senso civico di responsabilità del popolo italiano è impressionante da questo punto di vista, e secondo me la discussione è un po' falsata, perché il problema oggi è perché un governo fa una norma del genere così giustamente che crea problemi, perché se noi non ritorniamo indietro tutte quelle aziende che oggi giustamente sono preoccupate perché devono gestire eccetera, magari si potrà migliorare strada facendo anche questo, queste aziende chiuderanno di nuovo, cioè, questo è il problema, direttore. Allora per impedire questo, per impedire di tornare, siccome le università ormai c'è l'obbligo del vaccino per chi vuole frequentare tutte le università italiane deve avere il vaccino. No, il Green Pass. Il Green Pass, mi scusi, anche il Green Pass, gran parte, nel senso che quando il governo dà la possibilità di vaccinarti o anche di non vaccinarti perché puoi fare il tampone, va bene, comunque ti dà un'altra strada. Giusto, se no deve fare come dicono alcuni l'obbligo vaccinale che secondo me non risolve. Io non so se questa è la scelta migliore. Il concetto che lei ha ragione, avete ragione, però il concetto è che oggi la situazione è questa, è grave per le aziende, se è questa la legge, e bisogna trovare una soluzione. Si sa che dal 15 di ottobre ci vuole il Green Pass obbligatorio per il mondo del lavoro da 2 mesi forse. 21 settembre. Dal 21 settembre. Sono 3 settimane. No, di più. Se ne parlava dal 21 settembre, comunque documentato, 21 settembre. Se dopo tu dici 3 mesi, probabilmente hai un calendario gregoriano che è un po' più lungo del mio. Vabbè, però sono sempre, non lo so come si fa a ragionare così come fai tu, francamente non lo so. Ma non ho mica offeso, insultato, solo detto che 3 settimane non sono 2 mesi. Ma tu dici 2 mesi non sono 2 mesi, ed è una situazione importante i 2 mesi, 3 settimane. Non è che sia l'ana caprina. Comunque 2 mesi sono 8 settimane, 9 settimane, 3 settimane sono 3 settimane. Comunque la questione è capire quelle imprese che hanno
come dire, la responsabilità di farsi carico di questo percorso sapendo che è un bene per tutta la comunità, non solo per la propria impresa, oppure di chi vuole fare proteste, casino, faccia quello che vogliono, per carità, è legittimo, siamo in democrazia, purché lo facciano in maniera senza che civile, senza che spacchino niente o che occupino nessuno, come per esempio vogliono fare a Trieste per esempio c'è il 30%, 40% che non sono vaccinati, ma tutti gli altri sono vaccinati e protestano pure con quelli non vaccinati. Allora vogliamo bloccare l'Italia, cioè vogliamo che l'Italia ritorni come prima? A completamento del ragionamento che sta facendo, prima lei ha detto che stiamo avvicinando all'inverno, quindi c'è ancora più pericolo che questo virus inizi di nuovo a circolare. Guarda, io dopodomani mi faccio la terza dose, tanto per essere chiaro. E nel ragionamento parlavate di ristoratori che erano diversi praticamente da altre attività, erano un po' diversi perché si poteva mangiare all'esterno con i plateatici. Oggi, quando arriva l'inverno, dovranno mangiare. Direttore, oggi noi abbiamo... Termino il concetto, Pipitone, devono mangiare all'interno. Allora siamo andati a intervistare Filippo Segato, che è segretario provinciale dell'APE dei ristoratori, sentiamo come risolvere questo problema, perché anche i ristoratori hanno paura dell'inverno, perché non tutti andranno non avendo il Green Pass. Sentiamo cosa dice. Filippo Segato, dal 15 ottobre il Green Pass sarà introdotto ovviamente anche per i lavoratori del comparto della ristorazione. Questo che cosa cambierà per le vostre attività? Ma intanto nel settore dei pubblici esercizi è già dal 6 di agosto che ci si confronta con questo Green Pass, perché per pranzare o comunque consumare all'interno dei locali da seduti è obbligatorio per il cliente essere in possesso del Green Pass, quindi partiamo già con un po' di vantaggio, nel senso che gli esercenti sanno come si fa il controllo, hanno i dispositivi e scaricata l'applicazione verifica C19. Certo che controllare i dipendenti è un altro paio di maniche e in questo momento noi stimiamo, possiamo soltanto fare una stima, che ci sia circa il 10% di lavoratori che non sono vaccinati e quindi per entrare in possesso di Green Pass hanno l'alternativa, unica opzione del tampone, con tutte le criticità che ne derivano, perché le farmacie sono oberate di lavoro, le sono già prenotate fino a fine anno e quindi ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista economico, perché fare 3 tamponi a settimana alla fine abbiamo fatto un conto che sono circa 180-200 euro al mese che il lavoratore dovrebbe sostenere come costo. Che impatto ha però poi per i datori di lavoro? Nel senso che la mancanza di manodopera, di camerieri, di personale è cronica ormai negli ultimi tempi e dopo la pandemia si è ancora di più accentuata. Da venerdì che cosa potrebbe accadere allora? Succederà, perché purtroppo non è un'ipotesi, è una realtà, che i datori di lavoro si troveranno in fortissime difficoltà, perché come giustamente ricordavate c'è una carenza di lavoratori a cui si assomma appunto questo 10% di lavoratori in meno che non saranno in possesso di Green Pass. Questo si tradurrà in minori ore di lavoro, quindi magari qualche ora in più di pausa o un'anticipazione della chiusura o posticipazione dell'apertura del nostro magari classico bar dove andiamo a fare colazione al mattino o prendere l'aperitivo al pomeriggio, oppure introduzione di qualche giorno di chiusura. Proprio oggi ho avuto telefonata da parte di un esercente che da anni era aperto 7 giorni su 7 in zona turistica tra l'altro della città, ha dovuto giocoforza introdurre un giorno infrasettimanale di chiusura per poter permettere ai dipendenti che gli sono rimasti di giustamente fare i loro turni di ferie. E questo era il capitolo del lavoro, c'è anche ovviamente poi il capitolo della clientela. Possiamo fare un primo bilancio di come è andata l'estate col Green Pass, ovviamente coi tavoli all'aperto si è ovviato un po' al problema e possiamo capire che cosa accadrà anche da adesso in poi, visto che arriva la stagione fredda, arriva il buio e sarà giocoforza più difficile pranzare o cenare all'esterno. L'estate è andata direi molto bene, siamo stati anche fortunati dal punto di vista meteorologico, è stata un'estate calda ma insomma non particolarmente torrida, i ristoranti soprattutto quelli dei Colli Ugani sono stati molto ben frequentati e i consumatori hanno potuto beneficiare appunto del consumo all'aperto. E certo che adesso si avvicinano le serate, le giornate più fredde, chi può, chi ha il plateatico cerca di coprirlo o di chiuderlo in qualche maniera per preservare un minimo di temperatura installando
controllando anche i funghi riscaldanti e quindi insomma cercare di continuare a offrire il servizio all'esterno. Alle amministrazioni comunali abbiamo già chiesto di prevedere i plateatici gratuiti e in deroga, diciamo, quindi anche con maggiori disponibilità di spazi anche per il 2022, perché abbiamo visto che insomma è una soluzione apprezzata dagli esercenti ma anche e soprattutto dai consumatori. E poi cosa succederà con il freddo e con l'inverno è un grosso punto di domanda, perché anche in questo caso ci si scontra con un certo numero di clienti che il Green Pass non ce l'hanno, non è un obbligo vaccinarsi, per cui è una loro legittima scelta, e si verificherà il caso ad esempio di un gruppo di 10 persone di cui una o due non saranno in possesso di Green Pass, e quindi si porrà l'alternativa se mettere tutti quanti fuori, quindi soffrire magari un po' il freddo, oppure non si sa cosa si potrà accadere. Oppure non andranno a cenare, mangiano fuori e gli altri mangiano dentro. Ho la pubblicità.